V obdobju med leti 1994 Glauber in njegova mama Marija do Karma sta od Jezusa in nebeške gospe prijela sporočila o molitvi za spreobrnenje, prošnje za prenehanje nasilja in za mir v svetu ter naročilo cerkvi, naj razširi pobožnost k svetemu Jožefu in njegovemu prečistemu srcu. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo, coraggio della tua luce. Vieni Padre di cuore, vieni la tua luce, vieni luce del tuo Preghiamo il rosario per la pace del mondo, per la conversione dei peccatori. Molili bomo rožni venec za mir v svetu in za spreobrnjenje grešnikov. Che la Madonna possa benedire le vostre famiglie. Da bi Marija lahko blagoslovila vaše družine. Possa donare ai vostri cuori la pace di Gesù. Da vam lahko vašim srci podari Jezusov mir. E che la Madonna possa offrire a Gesù l'intenzione personale di ognuno di voi. In da bi lahko Marija izročila Jezusu vse vaše namene. In questo momento pensate in quella persona della vostra famiglia. V tem trenutku pomislite na osebo v vaši družini. Chi volete che Gesù possa convertire e cambiare il cuore. Za katero želite, da bi Jezus se spreobrnil in spremenil srce. Pensate nei vostri malati sofferenti. Pomislite na vaše bolnike in trpeče. E abbiate fede che la Madonna e San Giuseppe sono qui. In zaupajte in verujte, da sta Marija in sveti Jožef tu. Per portare a Gesù le vostre Da intenzioni. bi prenesla vaše prošnje Jezusu. In questo momento nel silenzio offrite le vostre intenzioni personali. V tem trenutku tišini izročite vaše namene. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore dei cieli e della terra, e in Gesù Cristo suo Figlio, Spirito Santo. Ti saluto piena di grazia, Dio Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Ti saluto piena di grazia, Madre di Dio Figlio. Pozdravljam te, polna milosti, Mati Božjega Sina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Ti saluto piena di grazia, sposa dello Spirito Santo, tempio e tabernacolo della Santissima Trinità. Pozdravljam te, milosti polna, Sposa dello Spirito Santo, tempio. nevesta svetega Duha in tabernakel svete Trojice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekoma. Amen. O Gesù mio, O Jezus, Odpusti nam naše grehe,
Regina del Rosario e della Pace, Kraljica rožnega venca in miru, prosi za nas. Rainha do Rosário da Paz, prega per noi. San Giuseppe, Sveti Jože, prosi za nas. San Michele, San Gabriele, San Raffaele, Sveti Mihajl, Gabriel, Rafael, prosite za nas in varujte nas. Preghiamo in questo momento, come la Madonna sta a visitare la vostra parrocchia, mistero gaudioso che si parla anche della visita della Madonna. Molimo v tem trenutku rožni venec, ko Mati Božja želi obiskati vašo župnijo in se v tem rožnem vencu tudi govori o obiskanju Device Marije. Nel primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Prvi del Angel Gospoda je o znanju Mariji. Prego la prima parte di questo mistero nella mia lingua e voi pregate nella vostra la seconda parte delle preghiere. Prvi del molitve bom v svojem jeziku, vi odgovarjate v vašem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daj nam naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. San Giuseppe, Sveti Jože za nas, San Michele, San Gabriele, San Raffaele. prosite za nas in varujte nas. Nel secondo mistero gaudioso, la visita della Vergine Maria a sua cugina Santa Elisabetta. Fisica Devica o risparmio Elisabetta di Sina. Che la Madonna possa visitare le vostre famiglie e donare la pace di Gesù. Ave Maria lahko obiskala vaše družine in vam podarila Jezusov mir. In questo mistero possiamo aiutare Da bi v tej skrivnosti z Marijino pomočjo aprire i nostri cuori a Gesù e al suo amore, odprli naša srca Jezusovi ljubezni e che la pace possa regnare nel mondo. in da bi mir vladal v svetu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Un giorno la Madonna Pari chiede alla mia madre che la mia madre voleva fare in paradiso. En dan je Marija se prikazala moji mami E ha domandato che cosa voleva fare in paradiso e la mia madre ha risposto che non sapeva rispondere. in je vprašala, če bi šla v nebesa, kaj bi delala v nebesi. In moja mama ni vedela odgovora. E la Madonna ha detto che quello che la mamma faceva in terra per Gesù è quello che farà in paradiso. Rekla je tako, drugi dan je rekla, da to, kar je delala na zemlji za Jezusa, da to bo delala tudi v nebesi. E la mamma si è ricordata che piace cantare per Gesù. In mama si je spomnila, da zelo ljubi peti za Jezusa. E la mamma ha detto alla Madonna che si è la permissione di Dio di cantare nel coro degli angeli e dei santi in cielo. In Marija je rekla, da bo z Božjim blagoslovom pela v koru angelov v nebesi. E la Madonna sorride e dice alla mia madre: questa è la tua volontà. Ma Marija se je nasmejala in je rekla moji mami, ali je to tvoja želja, to je volja? E la mamma ha detto: sia la volontà del Signore, sì, voglio cantare per Gesù in cielo. Da, če je Božja volja, potem želim peti za Boga v nebesi. E da quel giorno in poi la Madonna insegna canti che si cantano in cielo. In od tega dne dalje Marija nas uči pesmi, ki se pojejo v nebesi. E ha insegnato alla mia madre tanti canti. In naučila je mojo mamo toliko pesmi. E verso le 3-4 del mattino la Madonna sveglia la mia madre e canta con lei. In okrog 3-4 zjutraj Marija zbudi mojo mamo in pojeta skupaj. E uno di questi canti canto adesso qui. In eno od teh pesmi bom jaz zapel sedaj. È un gloria.
jest slava. Si canta Gesù in Brasile, in Amazzonia. Je slava, ki se poje Jezusu v Brazílii, v Amazoniji. Durante la messa o le preghiere lì a Itapiranca. Med mašo ali med molitvami v Itapirangi. La Madonna ha cantato così. Marija je pela tako. Gloria a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória. Glória a ti, Senhor. Glória. Questo canto è insegnato per il Natale. To pesem je naučila o Božiču. Nel terzo mistero del gaudioso contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Tretja skrivnost, rojstvo Jezusa v Betlehemu. Preghiamo per tutti i bambini del mondo intero, Molimo za vse otroke tega sveta, per tutti i giovani, za vse mlade e preghiamo perché nelle famiglie in molimo, da bi v družinah i genitori possano insegnare starši lahko učili i loro figli a camminare sempre nella via del Signore, njihove otroke, da bi hodili vedno po poti k Bogu, donando ai loro figli un buon esempio di vita cristiana. da bi dali svojim otrokom dober zgled krščanskega življenja. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga San Giuseppe. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Cercada de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Mistero gaudioso, la presentazione del bambino Gesù al Tempio. Četvrta skrivnost, darovanje Jezusa v templju. Preghiamo in questo mistero per tutte le persone malate e sofferenti, Molimo v tej skrivnosti za vse bolnike in trpeče, i vostri cari che hanno bisogno di preghiera, za vse vaše drage, ki potrebujejo molitve, per la conversione di quelli che non credono in Dio, za spreobrnjenje tistih, ki ne verujejo v Boga,
perché Dio possa donare la grazia in da bi lahko Bog dal milost della conversione dei cuori più induriti e chiusi. za spreobrnjenje najbolj trdovratnih grešnikov in trdosrčnih grešnikov. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo Odpravi nas svetenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Regina do Rosario della Pace, Prosi za nas, San Giuseppe, prosi za nas, San Giuseppe, prosi za nas, San Giuseppe. prosi za nas. Nel quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento con bambino Gesù tra i dottori nel Tempio. Peta skrivnost, ki si ga devica v templju našla. Preghiamo in questo mistero per aiutare la Vergine Madre Molimo v tej skrivnosti, da bi pomagali devici Mariji, a distruggere i piani del demonio, da bi uničila satanove načrte, per allontanare il male dalle nostre da famiglie, bi odstranila zlo od naših družin, dalla Chiesa e dal mondo, od cerkve in sveta, e per liberare tutti coloro che sono prigionieri nelle mani del demonio. in da bi bili osvobojeni vsi tisti, ki so sužni v rokah satana, Perché questi fratelli possano camminare da bi ti bratje lahko hodili nella via della santità e della conversione po poti svetosti in spreobrnjenja, che porta in cielo. ki pelje v nebo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato o Gesù mio. O Jezus, Odpusti nam naše grehe, odpravi nas svetenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Regina do Rosario della Pace, Prosi za nas, Regina dei giovani, prosi za nas, Regina della famiglia, prosi za nas, Rosa mistica, prosi za nas, San Giuseppe, sveti prosi za nas, San Michele, San Gabriele, San Raffaele. pregajte za nas. Salve o Regina, Pozdravljena Kraljica, Mati usmiljenja, življenje veselje in upanje naših gospodarja. Pozdravljena Kraljica, Mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje našega zdravljenja. Tebi vpijemo izgnani Evini otroci, tebi vzdihujemo žalost in odjokanje pesovnih dolinic. Povrni torej naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam potem znanstvu Jezusa, blagoslovljen sad tvojega telesa, o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija.
A Petrevi. Per il Papa e per la Chiesa, za svetega očeta in za cerkev. Padre nostro, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Kraljica božjega venca in miru. Moja duša poveličuje Gospoda in moje srce se raduje v Bogu mojem Zveličatelju. Ozrl se na niso svoje deblje, gledal zemlje bodo blagovali vsi rodovi. Velike reči je stvoril vsemogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu cesto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so nakupljeni v misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Prosi za nas, prosi za nas, prosi za nas. Marija je prišla in nam je dala sporočilo. La pace miei figli amati. Mir, moji ljubljeni otroci. Io sono la regina del rosario della pace. Jaz sem kraljica rožnega venca in miru. E la madre di tutti voi. In mati vseh vas. Mio figlio Gesù mi manda qui. Moj sin Jezus me pošilja tu. Per invitarvi all'amore, alla preghiera e alla pace. Da vas kličem k ljubezni, k molitvi in miru. Figli miei. Otroci moji. Io vi amo. Jaz vas ljubim. E vi concedo la pace. Vam dajem svoj mir. La pace di mio figlio Gesù. Mir mojega sina Jezusa. Finché le vostre famiglie siano di Dio. Dokler bodo vaše družine z Bogom. Grazie delle vostre preghiere.
Hvala za vaše molitve, per il bene del mondo e per la pace. za dobro sveta in za mir. Dio vi ama Bog vas ljubi e vi concede grazie speciali. in vam daje posebne milosti. Oggi io vi metto dentro il mio cuore immacolato Danes vas dajem v moje brezmadežno srce e porto in cielo le vostre intenzioni. in nesem v nebesa vaše namene. Figli miei, Otroci moji, amate, ljubite, amate, ljubite, amate, ljubite, finché possiate vincere il male da bi zmogli premagati zlo, che desidera distruggere la pace delle vostre famiglie. ki hoče uničiti mir v vaših družinah. Pregate il rosario. Molite rožni venec. Il rosario è la preghiera che io vi chiedo Rožni venec je molitev, za katero vas prosim, per pregare ogni giorno, da bi molili vsaki dan, perché con il rosario kajti z rožnim vencem ogni male che il demonio desidera fare vse zlo, ki ga Satan hoče narediti, sarà distrutto. bo uničeno. Oggi io vi concedo il mio amore Danes vam dajem svojo ljubezen e con la mia presenza di madre in svojo materinsko prisotnostjo in mezzo a voi, med vami io vi invito vas vabim, a essere testimoni da bi bili pričevalci dell'amore di Dio Božje ljubezni e dei miei messaggi di madre in mojih sporočil matere, ai vostri fratelli. da bi bili pričevalci vašim bratom. Grazie dalle vostre presenze. Hvala, da ste tu zbrani. Vi benedico tutti. Blagoslavljam vas In nome del v Padre, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. la Madonna è apparsa oggi con bambino Gesù. Mati Božja se je prikazala z Jezusom, malim Jezusom v naročju. Quando la Madonna è apparsa, la sua statua è diventata viva. Ko je Marija se prikazala, je ta njen kip oživel E è cominciato a alzarsi, a muoversi. in je začela vstajati in se premika. Tutta di bianco, Vsa v belem, manto bianco, vesti bianche. plašč bel in obleka bela. E quando la Madonna si è alzata In ko je vstala dal tabernacolo, iz tabernaklja, viene la luce je prišla luč e diventa Gesù, in je nastal Jezus, postal bambino Jezus. Gesù, Jezus mali, che rimane nelle sue braccia. ki je ostal v njenem naročju. Come a venire di là e del tabernacolo e a unirsi. Kot od kipa Marija in iz tabernaklja Jezus. E così Gesù rimane qui nelle braccia della In Madonna. tako je Jezus ostal v naročju Marijine. E così la Madonna ha fatto capire In tako je Marija nam dala vedeti, che è sempre con suo figlio Gesù, da je vedno s svojim sinom che Jezusom, nella Chiesa, ki je v cerkvi. quando veniamo a pregare, Ko pridemo moliti, dobbiamo capire moramo che il razumeti, Signore è qui, da Jezus je tu, in mezzo a noi, med nami, per benedirci, da nas per blagoslavlja, donare la pace, da nam daje mir, per aiutarci. da nam E pomaga dobbiamo avere un rispetto molto grande in moramo imeti veliko spoštovanje, quando veniamo in chiesa. ko pridemo v cerkev. E quando Gesù era nelle braccia della In Madonna, ko je Jezus bil v naročju Marije, la Madonna con questo braccio qua benedire a noi. je Marija z desno roko nas blagoslovila. Ha benedetto tutti i bambini che sono qui. Blagoslovila je vse otročiče, ki so tu, E ha sorriso per tutti i bambini. in se je nasmejala vsem otrokom. E la Madonna ha sparso una luce su di lui. In Marija je poštala žarek E dopo ha mostrato per lui il na rosario. Rudija in je pokazala njemu rožni venec. E a mostrare il rosario a lui voleva dire che vuoi vedere i bambini pregando il In ko je rosario. pokazala rožni venec temu dečku, je hotela nam povedati, da želi videti otroke, da molijo rožni venec. Perché quando i bambini pregano il rosario, Ker kadar molijo otroci rožni venec, Satana è distrutto in fretta. Satan je uničen takoj. E per questo la Madonna dice che i genitori devono fare insegnare i figli a pregare. In zato Marija pravi staršem, da morajo naučiti otroke moliti. Perché quando i bambini pregano, Ker kadar otroci molijo, arriva subito la pace nel mondo. takoj pride mir na O svet. in una città, Ali v mesto, o in un luogo. ali v en kraj. E per questo la Madonna vuole mostrarti
In zato nam je Marija hotela pokazati, che la preghiera dei bambini da molitev otrok sono preziose agli so occhi. dragocene v Božjih očeh. E dopo la Madonna ha chiesto di dire che ha benedetto tutte le vostre intenzioni. Potem je Marija povedala, da je blagoslovila vse vaše namene E anche ha benedetto i vostri malati. in je blagoslovila tudi vaše bolnike in trpeče. E la Madonna ha detto che mandava oggi un bacio a tutti voi. In Marija je rekla, da pošilja vam danes en poljub, vsakemu posebej. E ha detto, Edison, In je rekla, Edson, di a tutti loro povej se v njim tu, che io tengo loro dentro il mio cuore. jaz jih imam v svojem materinskem srcu. E che io amo tutti loro. In povej, da jih ljubim vse. La Madonna durante questa apparizione questa apparizione ha pregato. In Marija v tem prikazovanju je molila, Perché possiamo essere sempre fedeli a Dio. da bi lahko bili vedno zvesti Bogu, Anche nelle prove più grandi. tudi v najhujših preizkušnjah. Ha pregato perché noi possiamo rimanere fedeli a Dio senza mai perdere la fede. Molila je, da bi ostali vedno zvesti Bogu, da ne bi nikoli zgubili vero. La Madonna ha chiesto oggi nel suo messaggio In ona je prosila danes v svojem sporočilu, che concede il suo amore da daje svojo ljubezen. con la sua presenza di madre in mezzo a noi. Da daje svojo ljubezen s svojo materinsko prisotnostjo med nami. Quando ha parlato della sua presenza di madre, In ko je govorila o svoji materinski prisotnosti, preferiva lei qui rappresentata nella sua strada. se je pokazala sebe tukaj na tem kipu, Che sta a donare anche tante grazie. ki daje po njem tudi tolike milosti E grazie speciali. in posebne milosti. E una volta in Italia, anche a Manaus, Enkrat se je zgodilo v Italiji, tudi v la Manausu, Madonna aveva spiegato che significa grazia speciale. je Mati Božja razložila, kaj pomenijo posebne milosti. Grazia speciale è quando l'impossibile diventa possibile nella nostra vita. Posebne milosti pomeni, kadar v našem življenju nemogoče stvari postanejo mogoče. Quando le cose più difficili Kadar najtežje stvari cambiano se spremenijo e sentiamo la pace e la presenza del Signore fortemente. in začutimo mir in prisotnost Boga zelo močno. E la Madonna nel messaggio anche oggi In Mati Božja v današnjem sporočilu tudi ha detto di amare, je rekla, naj ljubimo. amare e amare. Ljubimo, ljubimo. Perché è con l'amore che vinciamo i demoni. Kajti z ljubeznijo zmagamo Satana. Perché il demonio desidera distruggere le nostre famiglie. Kajti Satan hoče uničiti naše družine. Ma la Madonna dice che l'amore distrugge il demonio. Ampak Marija pravi, ljubezen uničuje E Satana. per questo in famiglia non possiamo mai odiare nessuno. In zato v družini ne smemo nikoli nobenega sovražiti. Perché quando c'è odio dentro di una famiglia, Ker kadar je sovraštvo znotraj družine, il demonio distrugge quella famiglia. Satan uniči to družino. Ma quando c'è l'amore, c'è Dio, Kadar pa je ljubezen, je Bog. Satana vai via Satan mora e oditi non può rimanere in in ne quella more casa. ostati v tisti hiši. Perché l'amore è più forte di lui. Kajti ljubezen je močnejša od njega. Perché Gesù. Ker je ljubezen je Jezus. Perché Gesù, il vero amore, Ker Jezus je resnična ljubezen trasforma la nostra vita in spreminja naše e življenje. cambia tutto nella nostra famiglia. In spremeni vse v naših družinah. Quando la Madonna è apparsa a casa mia, Ko je Mati Božja se prikazala na mojem a me e la domu, mia madre, meni, moji mami, noi non aspettavamo questa grazia. mi nismo pričakovali te milosti. È stata d'improvviso To se je zgodilo enkrat, nenadoma. e per noi è stato un'emozione, una grande grazia. In mi smo bili presenečeni te velike milosti. Perché vedere la Madonna davanti a noi Kajti videti Marijo pred nami ha cambiato tutta la nostra vita. je spremenilo popolnoma naše življenje. E la Madonna dice che quando noi siamo a pregare In Marija pravi, da kadar mi molimo il suo rosario, njen rožni lei venec, è davanti a noi ona je tam pred nami, per benedirci, da nas blagoslavlja per concedere il suo amore. in da nam daje svojo ljubezen. E un giorno ero lì a casa a pregare nella mia stanza In nekega dne sem bil doma v svoji sobi in se molil e è apparsa improvvisamente. in se naenkrat prikazala. E la Madonna era lì davanti a me In Marija je bila tam pred menoj
molto bella, zelo lepa, di luce, obsijana. attorno a lei, Luč je bila e i okrog suoi nje occhi belli, in njene oči čudovite, azzurri. modre. E la Madonna mi ha guardato e ha sorriso In Mati Božja me je pogledala in se nasmejala e ha detto a me: in rekla, così come tu mi vedi davanti a te, tako kot me vidiš pred seboj, io sarò sempre davanti ai miei figli jaz bom vedno pred svojimi otroci, quando pregano il mio rosario. kadar bodo molili rožni venec. E accolgo le vostre preghiere In sprejemam vaše molitve e porto in cielo. in jih nesem v nebesa. E la Madonna dice In Mati Božja je di rekla, dire a tutti voi naj rečem vsem vam, di credere che è sempre davanti a da voi verujte, da je vedno pred vami, quando voi state a pregare. kadar vi molite rožni venec. E che ci accompagna sempre, In ki nas vedno spremlja, dove andiamo, kamorkoli gremo, perché è la nostra madre, kajti ona je naša mama, per proteggerti da da ogni nas male pericolo. varuje vsakega zla. E quando veniamo in chiesa In kadar pridemo v cerkev e facciamo adorazione a Gesù, in častimo Najsvetejše, come la Madonna è felice kako je Marija radostna e quante grazie Dio dona a noi. in kolike milosti Bog nam daje. Per questo la Madonna dice di venire in chiesa a pregare, Zato Marija pravi, naj gremo v cerkev alla moliti, Santa Messa, daj hodimo k sveti maši, fare adorazione, naj častimo Najsvetejše, perché così queste grandi grazie può cambiare il mondo. kajti tako te velike milosti lahko spremenijo svet. Ma tante persone non vengono in chiesa, Toda toliki ljudje ne gredo v e cerkev. quando vengono in chiesa tanti non hanno la fede, In ko pridejo, toliki nimajo vere, perché non credono più. ker ne verujejo več. E la Madonna ha detto che credono in tante cose, In Mati Božja je rekla, da verujejo v toliko stvari, credono nelle bugie del mondo, ker verujejo v laži sveta, credono nelle cose che si passa in TV, verujejo v stvari, ki se pokažejo na televiziji, ma non credono nelle parole di Dio che c'è nella Bibbia, ne verujejo pa Božji besedi, ki je v Svetem pismu. o quello che il Signore parla quando siamo nella Santa Messa. Ali pa to, kar nam Bog govori, kadar smo pri sveti maši, Per mezzo della bocca dei sacerdoti, po ustih duhovnikov, dei vescovi o del Papa, škofov, papeža. perché la Madonna dice che le persone hanno il cuore chiuso, indurito, Marija pravi, da imajo ljudje srce zaprto, perché trdo, peccano tanto, fanno tanti ker peccati. delajo velike grehe. E la Madonna dice di liberarsi dal peccato. In Marija pravi, da se moramo rešiti greha. E un giorno ero nella parrocchia vicino a casa mia, In dan sem bil v župniji blizu mojega doma, nella Santa Messa, pri sveti maši. e quando ho ricevuto la comunione, In ko sem prejel sveto la kajilo, Madonna è apparsa, se mi je Marija senza prikazala, che nessuno si accorgesse di questo. nihče ni to opazil. E la Madonna ha detto: In Marija mi je rekla, voglio mostrarti una cosa. hočem ti nekaj E pokazati. la Madonna dice: guarda, Rekla je, glej, di tutte le persone che andavano a ricevere la comunione, vse ti ljudje, ki so šli prejeti sveto kajilo, tanti quando prendevano la comunione diventavano brutti, scuri, sporchi. toliki, ki so prejeli sveto kajilo, so postali grdi, umazani. E poche persone erano tutta luce, luminosa. In malo ljudi je bilo, ko so bili vsi svetli in sijoči. E la Madonna ha detto che quelli che erano sporchi, brutti, neri, erano in peccato mortale. In Marija je rekla, tisti, ki so bili umazani, grdi in črni, so bili v smrtnem grehu. E quelli che erano luminosi erano nella grazia di Dio. In tisti, ki so sijali, so bili v Božji milosti. E molte persone erano in peccato mortale a ricevere Gesù nell'Eucaristia. In mnogo ljudi je bilo v smrtnem grehu in so sprejeli Jezusa v Evkaristiji, Perché non si confessano più, ker se ne več spovedujejo, non hanno rispetto verso Gesù. nimajo spoštovanja do Jezusa. E la Madonna ha detto di mai fare così. In Marija je rekla, da ne smemo nikoli tako delati. Perché quando le persone prendevano Gesù in peccato mortale, Ker kadar osebe sprejmejo Jezusa, ko so v smrtnem grehu, la Madonna piangeva Mati Božja joka. e era triste, Bila je žalostna, con dolore nel suo cuore. z bolečino v njenem srcu. E la Madonna dice di confessarsi frequentemente. In Marija pravi, da se moramo pogosto spovedovati.
Perché se non andiamo a confessarci Kajti, če ne hodimo k spovedi e viviamo nel peccato, in živimo v grehu, corriamo il pericolo di andare all'inferno. smo v nevarnosti, da bi šli v pekel. Lì in Amazzonia la Madonna ha mostrato il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Tam v Amazoniji je Marija pokazala nebesa, vice in pekel. Quando ha mostrato a me l'inferno, la mia madre non voleva vedere, Ko je pokazala meni pekel, moja mama ni hotela videti, perché la mamma aveva paura di vedere ker l'inferno. mama se je bala, da bi videla pekel. E la Madonna quel giorno non ha mostrato l'inferno alla mia madre. In Marija tisti dan ni pokazala pekla moji mami. Quando è passato un po', che la mamma era già abituata con le apparizioni, Ko je šlo nekaj časa mimo in se je moja mama že navadila na prikazovanja, la Madonna è venuta e ha mostrato l'inferno alla mia madre. je Marija prišla in je pokazala pekel tudi moji mami. La mia madre non voleva ancora vedere, In še moja mama ni hotela videti, ma la Madonna gli ha detto: ali Marija ji je rekla: io ti mostrerò perché tu faccia un sforzo ancora di più per pregare per la salvezza delle anime. Jaz ti bom vseeno pokazala, da bi se ti še bolj trudila, da bi molila za reševanje duš. Perché impari anche tu a essere buona, Da tudi ti postaneš dobra, obbediente ai miei messaggi. poslušna mojim sporočilom. E la Madonna ha mostrato alla mia madre anche l'inferno. In moja mama in Marija je pokazala moji mami tudi pekel. E è una cosa molto brutta che non si può spiegare. Je stvar, ki je zelo grda in se ne da razložiti. Come le anime soffrono lì, Kako duše tam lì trpijo, c'è il fuoco, tam je ogenj, un fuoco che non si spegne mai. ogenj, ki se nikoli ne ugasne, E le anime che soffrono di più nell'inferno in duše, ki mnogo trpijo v peklu. sono le anime dei sacerdoti e delle mamme. To so duše duhovnikov in mam. Perché il demonio piace fare soffrire queste due anime, così. Kajti Satan uživa, da lahko Anima, i preti, sacerdoti e mamme. kajti Satan uživa, da lahko povzroča trpljenje dušam duhovnikov in duše mame. Perché hanno avuto un compito grosso, queste anime intere. Kajti te duše duhovnikov in mam imajo veliko nalog na zemlji. E la Madonna dice: tante mamme abortire i loro figli. In Marija pravi v Itapirangi: toliko mam splavi svoje otroke. Prima che la palestra Predno se Marija prikazala nelle strade, Itapiranga qua un po' vicino alla città. na cesti blizu mesta. Tante donne andavano lì e uccidevano i loro figli con aborto. So žene hodile v ta kraj in so splavljale svoje otroke. E buttavano lì per le strade i bambini morti. In so metale svoje mrtve otroke tam na cesto. E erano tanti. In bilo jih je toliko. E quando la Madonna è apparsa ha parlato dell'aborto In ko se je Mati Božja prikazala, je govorila o splavu e dell'adulterio e del divorzio. in o prešuštvu in ločitvi. Perché tanti uomini vogliono commettere peccato. Kajti toliki možje in žene grešijo. Non sono fedeli uno agli Niso altri. zvesti drug drugemu. Il sposo che va via da casa Ženi, ki gre proč od doma, a commettere peccato con altre da donne. greši z drugimi ženami. Il sposo che va via di casa per fare peccato con altri In uomini. žena, ki gre proč od doma, da greši z E drugimi che non možmi. hanno rispetto uno all'altro. In ki ne spoštujejo drug drugega. E anche che non hanno primeramente un rispetto verso il Signore. In ker nimajo ljubezni, spoštovanja do Gospoda. Perché quando loro sono venuti davanti al Signore per sposarsi, Kajti, ko so prišli pred oltar, da bi se poročili, hanno fatto un giuramento davanti a Gesù. so jim obljubili pred Jezusom. Perché quando un uomo e una donna si sposano, Kadar se mož in žena poročita, diventano loro due uno solo. postaneta njih dva eno v Jezusu. C'è lì Gesù anche con loro, Jezus je vedno z njimi, che accetta quel sì ki sprejme tisti da, che loro hanno dato. ki so ga izrekli. Quello sì dato a Gesù, sì che dura tutta la vita. In tisti da pred Jezusom je da, ki traja vse življenje. In un'apparizione la Madonna mostra una mano In v enem prikazovanju je Mati Božja pokazala eno roko e c'era la fede. in je bila prsta na roki. E appariva quello anello con la fede rotta.
In je pokazala, in ta prstan je bil počen, razbit. E io non ho capito quella visione, ho domandato alla Madonna. Nisem razumel tega videnja in sem vprašal Marijo. La Madonna mi ha spiegato che erano i matrimoni che stavano a essere distrutti. In Marija mi je povedala, da so to zakoni, ki se bodo uničili. Perché gli sposi non sono fedeli uno agli altri. Ker niso ženini nevesta zvesti drug drugemu. E la Madonna ha detto, guai degli sposi infedeli che In Marija je rekla, gorje nezvestim zakoncem, che non sono fedeli ai giuramenti fatti davanti a ki Dio. niso zvesti obljubi danih pred Bogom. Dio chiederà conto delle loro famiglie Bog jih bo vprašal za račun za njihove e dei loro družine figli in za njihove otroke, che si perdono nel peccato. ki se bodo zgubili v grehu, E un'altra volta ki se zgubljajo v grehu. la Madonna appare e mostra tanti bambini abortiti. In en dan se je Mati Božja prikazala in pokazala toliko splavljenih otrok Dentro delle cose così grosse di metallo, v takih sodih, metalnih, tutti riempiti di bambini morti. vsi sodi polni mrtvih otrok. E dopo appaiono migliaia e migliaia di quelle cose riempite di bambini morti. In potem je pokazal toliko in toliko teh posod polnih z mrtvimi E otroki. la Madonna ha detto, guarda, è così i peccati di aborto nel mondo. In glej, tak je greh splava na svetu. Erano tanti bambini morti. Toliko otrok je bilo Per questo mrtvih. la Madonna piange In zato Marija joka. e chiede preghiera. In prosi molitve. Ma tante persone non pregano Toda toliko ljudi ne moli, perché sono pigri. ker so leni. La Madonna chiede, vogliamo fare altre cose. Marija prosi, mi hočemo narediti druge E stvari. lasciamo la preghiera da parte. In pustimo molitev pri E kraju. lì in Amazzonia la Madonna ha detto, pregate 4 rosari tutti i giorni. V Amazoniji je Marija rekla, molite 4 rožne vence vsak dan. E le persone dicevano, no, ma io non ho un rosario, per questo non prego. Osebe so rekle, ja, jaz nimam rožnega venca, zato ne molim. E la Madonna ha detto, quante dita avete nelle In vostre Marija je mani? rekla, koliko prstov imate na rokah? 10. 10. Primo mistero. Prva skrivnost. Padre nostro, 10 Ave Maria, gloria al Oče Padre. naš, 10 skrivnosti. Secondo Dragi mistero. Marija. Druga Padre skrivnost. nostro, Oče 10 Ave naš, Maria, gloria al Padre. 10krat zdrava Marija, zdrava očetu. Poteva contare nelle dita e pregare. Lahko se moli na prste rožni venec. La Madonna ha detto, se manca le vostre mani, avete i vostri piedi, In Marija je rekla, če vam zmanjkajo vaše roke, imate prste na nogi, che sono 10. ki so prav tako 10, jih je prav tako 10. E dopo la Madonna ha detto, Dio ha creato voi perfetti. In potem je rekla, Bog pa si je ustvaril popolne. 5 misteri gaudiosi, 5 veselih delov, 5 luminosi, 5 delov rožnega venca, svetlega dela rožnega 5 venca, dolorosi nei piedi 5 delov žalostnega rožnega e venca 5 gloriosi. in 5 È tutto nel nostro radostnega. cuore. Vse to je v našem srcu. Per questo dobbiamo pregare. Zato moramo moliti. Non possiamo mai dare scusa al Signore. Ne moramo nikoli se opravičevati Gospodu. E la mia mamma fumava troppo, In moja mama je preveč kadila, sempre sigarette. vedno cigareto. E la Madonna pare alla mia madre che si smette di fumare. In Marija se je prikazala moje mami in je rekla, nehaj kaditi, Marija, dokarno. E mia madre dice, sì, smetterò di In moja fumare. mama je rekla, ja, bom, Solo che non hai smesso. to da ni nehala. Un giorno la mia madre viene piangendo. Nekega dne je prišla in joče. E Moja la mama mamma prišla in joče. piange. Mama, zakaj jokaš, sem jo vprašal. E la mamma, perché la Madonna mi ha chiesto di smettere di fumare. Zato je odgovorila, je zato, ker me je Marija prosila, da naj neham kaditi. Io non avevo capito, Jaz nisem razumela. ma non hai smesso di fumare. Ja, ampak nisi nehala kaditi. E la madre ha detto, no, fumava di nascosto, Ne, kadila sem na skrito, in bagno. v kopalnici. Ha detto, ma mamma, la Madonna vede tutto. Ma mama, sem rekel, Marija vidi vse. E la mamma, lo so, ma non riesco a smettere di Mama je fumare. rekla, ja, vem, ma ne morem nehati. E ho detto, mamma, vergognati. In rekel sem, mama, naj te bo sram. E la mamma, sì, smetterò di fumare. In mama, ja, bom nehala kaditi. E
passa qualche giorno in je šlo nekaj dni mimo viene ancora mamma piangendo in spet pride in moja mama in e joka. la Madonna aveva chiesto di smettere di fumare In Marija je prosila, naj neha kaditi. e la mamma fumava ancora di nascosto. In moja mama še zmeraj kadila na skrito. E quando la Madonna gli ha chiamato l'attenzione questa volta, In ko je Marija spet prosila, ha chiamato la mia madre per il suo nome completo, je poklicala mojo mamo po njenem celem imenu. perché è un nome lungo. Kajti ima eno dolgo ime. E la Madonna ha detto, In Marija je rekla, Maria do Maria do Carvalho de Souza Coutinho, tutto il nome. Perché ha detto, perché non mi obbedisci? zakaj je rekla ji je, zakaj me ne ubogaš? Non ti ho chiesto di smettere di fumare, Nisem te prosila, da nehaš kaditi. perché ancora fuma, figlia Allora, mia? torej, zakaj še zmeraj kadiš? Non fa bene per te, Ni to dobro zate. puzza, Smrdi è brutto. in je grdo. E la mamma piangendo, In moja mama je jokala aiutami perché non ho la forza di smettere in di je rekla, fumare. pomagaj mi, kajti nimam moči, da bi nehala kaditi. E la Madonna ha detto, quando viene a te la voglia di fumare, In Mati Božja je rekla, ko ti pride volja, da bi kadila, fate il segno della croce naredi molto križ velikokrat e prega il credo in moli vero. nella bocca, croce, Na usta naredi e križ pregare il credo. in moli vero. E quando la mamma veniva la voglia di fumare, In ko je moja mama dobila željo, da bi kadila, mamma faceva il segno della croce nella bocca je naredila križ na e ustih pregava, credi in Dio in Padre. molila, verujem Boga oči. Tante volte. Tolikokrat. E così è smesso di In fumare. tako je nehala kaditi. Anche per quelli che si ubriacano, In tako je tudi za tiste, ki se opijanjajo o che si drogano, ali ki se che drogirajo, usano droga, uporabljajo di drogo, pregare il credo naj molijo vero e di fare il segno della croce in naj naredijo križ, per vincere il male. da bi zmagali zlo. E un'altra volta quando siamo tristi, In kadar smo žalostni, depressi, depresivni, di pregare Magnificat. molimo Magnificat, to je duša povedala.